vogliono fare Halloween anziché fare altre cose. Cosa? Cioè, non è male se a scuola lo fanno, comunque è la festa della lumiera, come abbiamo detto prima, quindi non c'è niente di male, anche comunque basta sapere che se una maestra vuole proprio, se vuole farla, ma dice no, la facciamo perché è una festa inglese, i genitori non dovrebbero proibirla, dovrebbero dire vabbè, ormai in questo mondo globalizzato festeggiamo anche feste non nostre alla fine. Quindi... Sì, ma c'era a novembre c'era la festa delle zucche del Veneto, anche prima, anche prima della seconda guerra mondiale, cioè prima che arrivassero appunto, prima che arrivassero gli americani. Cioè, la maggior parte non lo sa, neanche io adesso. No, mia madre che ha 86 anni mi racconta che lo faceva. Anche mia nonna. Allora, quando io ero piccola, mia nonna stava già mollandolo come tradizione, però mi diceva che era sicuramente ereditata da sua nonna. Sì, ma mia madre aveva 86 anni, lo faceva. Lasciava le luci, i lumini accesi, la porta aperta, la tavola apparecchiata, si andava a letto presto e non si doveva andare in giro di sera, di notte, perché gli antenati sarebbero tornati e dovevano trovare la tavola imbandita. Ti lasciava la tavola pronta da mangiare. Mia mamma non ha raccolto la tradizione, mia nonna la stava già mollando, io piccolina, vivevo in campagna, fattoria. Un anziano mi raccontava ad esempio a Malostica che lui quando era piccolo, cioè proprio usavano una zucca, mettevano dentro il lumino, facevano il teschio e andavano a spaventare la gente in piazza. Cioè, sì, anche mio papà me l'ha detto, infatti, però chiedendo a mia zia ad esempio non la faceva già più. Cioè, lei ha detto dipende dalle zone. Quindi cioè, non è un male se lo fanno. Sì, no, ma voglio dire, mia nonna di sicuro non l'ha presa dall'America la tradizione. No, infatti, quindi... A parte il fatto che appunto è bella, cioè lasciare la porta aperta che tornino a casa. Sì. Però tu non devi farti trovare. Cioè tu devi essere già a letto, per fare un silenzio buono. Sì. No, ma dicevo anche all'assessore che se una maestra lo vuole fare può benissimo e se i genitori hanno la storia della ragione della sì. Il problema è che magari chiedono di portare le zucche, è un problema, sta lì insegnargli a pulirle, tagliarle, eccetera. Il problema è anche di sicurezza. E poi non tutti i bambini a casa hanno la zucca, insomma. Non è vero, ma ad esempio quando ero alle elementari veniva mio papà con una sola zucca e la intagliava davanti a tutti, non è che tutti i bambini la intagliassero, cioè insegnava e... Comunque io stasera sono andato da mia figlia che è sposata, ha 28 anni, e mi sono trovato nella sua finestra il profilo lì di un fantasmino in pratica e francamente non avevo mai fatto in casa questa roba qua. Mi è anche sorpreso. Infatti dopo le cose cambiano, non so. Mentre io sono amante della cultura inglese, per carità, non è che sia cultura inglese, cioè la gente ha sempre esorcizzato e paura in qualche modo. Sì, beh. Quindi questa tradizione antica, e poi gli americani hanno sviato uno dall'altro, poi gli americani degli ex europei che sai in America. Beh, gli americani festeggiano anche il giorno di San Patrizio, che è il patrono d'Irlanda, per cui voglio dire, anche un'altra cosa loro. Scusami, io sicuramente le chiedo scusa, ma avevo un altro problema. So per esempio che le fedi tradizionali cristiane, protestanti stessi, sconsigliano, mi pare. Sì, appunto perché, come abbiamo detto all'inizio, la considerano solo una tradizione pagana, appunto. Diciamo che senza spallare della Chiesa, che ha sempre cercato di coprire le tradizioni antiche con le proprie fede. C'è un problema biblico. C'è un problema biblico, siccome nelle feste viene usato il fuoco e il fuoco poteva anche essere diviso e saltato, secondo la Bibbia un bambino che passa tramite il fuoco e non è battezzato non può più essere cristiano. Difatti nella Bibbia c'è il discorso, loro fanno sempre un discorso teologico in questo senso, perché l'unica roba appunto per non far diventare cristiano un bambino è farlo passare tra i due fuochi. Non lo so, io non l'ho letto. Sulla Bibbia c'è proprio prima ho notato anche che siccome le feste, soprattutto le feste agricole ci sono sempre state, l'unico modo, perché siccome la gente non avrebbe mai smesso di farle, è stato cambiare il nome. Sì. Ed era quello che ho fatto, quindi non è stato dire non settegliate a feste. Basta pensare allo stensorio. Esatto, cioè. Lo stensorio in cui c'è l'ostia in realtà è il dio Mitra, certo. E che è stato messo l'ostia all'interno, insomma, cioè il sole. Beh, ma anche Natale era il solstizio d'inverno.
Anche la Pasqua. Le tradizioni di fuochi comunque c'è anche per il venerdì santo, perché tanti non lo sanno, io sono di Valdagno, e a Valdagno noi lo facevamo il venerdì santo, fanno eravamo chiusi, su guardare le montagne, ce n'era magari di fare aperto. Sì, beh, come c'è i fuochi sì, ma i fuochi che non era assolutamente Beh, c'è anche la benedizione del fuoco, anche la benedizione degli animali. nel Polesine, ad esempio, si lanciavano ad esempio delle ruote solari nel Po e si incendiavano, cioè nel senso che erano uno di quei culti che erano sopravvissuti. Lui parlava proprio di una festa non sacra, c'è una festa da far festa. Anche se venerdì santo e non c'entra però con l'elezione cattolica. Fanno il falò con le bracciole di maiale proprio perché è venerdì santo. Sì, ma non era legato alla tradizione cattolica. Facevi una festa cioè non era collegato, era il falò all'aperto di perché il periodo storico come quello era una festa molto più antica che coincideva con il santo. Sì, ma comunque tante feste. Ma la festa di luce come il periodo del cambio di stagione comincia a far bello. Non so. Perché tutte le feste Sì, ma anche perché in questo periodo mi sembra che il farro, siccome il farro non può essere consumato fresco, perché è una tossicità, veniva stagionato, e dove essere in questo periodo che diventava commestibile, poteva essere macinato. Quello infatti non so. Sì, no, il farro. Sì. Non ho un campo per sai, il farro. Comunque le vite e le cacce del fuoco sono stati i primi riti in pratica che ha usato l'uomo. Perché Si è infatti accorto che il fuoco è nato prima consumava, dopo il fuoco dava vita. Una foresta bruciata, dopo li prendeva più curiosa. Ci sono certi semi, come quelli delle sequoie, che non riesco a germogliare se non passo attraverso il fuoco. Infatti tutti questi simboli qua che l'uomo si porta da quando è venuto sulla terra, creato per chi ci crede, non creato, è venuto per gli altri, no, comunque c'è, siamo, e questi quelli qua sono resistiti a tutte le religioni perché tutte le religioni e tutte le credenze siano utilizzate. Se dopo uno che vuole vederlo da parte o dall'altra, il fuoco è il fuoco, l'acqua è l'acqua, i simboli legati si tramandano sempre. sì, ma anche come dicevo prima, infatti la divinità più importante presso gli induisti è il dio Agni, che è il fuoco sia il fuoco del sole, sia il fuoco della candela, e la sua dimora è nell'acqua, per cui tutto quanto collegato. Le acque primordiali però, perché sono diverse dall'acqua dei fiumi. Beh, se metti la Pasqua, allora anche il discorso dell'uovo primordiale. Sì, infatti. Che Anche viene... gli orfici avevano la simbologia dell'uovo. Cioè che c'è l'uovo che però è la stele, che la mucca, il candolo, con la sua saliva lo fa generare, lo fa... Questo sì, per gli induisti. Sì, sì. Cioè di conseguenza la mucca diventa no, sacra. perché pensavo anche al mito di fondazione, al mito della genesi, chiamiamola tra virgolette genesi dei germanici, cioè descritta nell'Edda di Snorri, dove c'è comunque questa vacca che lecca il sale dal ghiaccio, e da là nasce il primo uomo. Sì, perché il sale appunto è fermentativo, di conseguenza... Ma anche conserva e purifica, Sì. come fuoco. Sì, ma tanto il fuoco deriva dalla preistoria, perché quando l'uomo ha scoperto il fuoco comincia a utilizzarsi, c'era addirittura responsabili che era il fuoco acceso, perché sì, ma c'era anche il fuoco perfetto. c'era quello che aveva i bracci ed era il suo compito era mantenerle vive. Tra l'altro la rito di spegnimento e accensione del fuoco la Chiesa Cattolica l'ha preso e l'ha spostato su Pasqua. Sì. Non è che voglio dire che ha fatto tante differenti. No, ma comunque presso alcune popolazioni il fuoco era tenuto tanto, ovviamente, in massimissima considerazione, ma anche perché non lo sentiva come se non fosse una cosa umana. Cioè era una cosa sì, ok, del divino, però
cioè il divino è una cosa e l'essere umano può magari alimentare la fiamma ma non può fare altro perché è il divino che gli dà la scintilla. Infatti è abbastanza facile il fuoco libero percepirlo come un'entità vivente. Sì. Anche a piccolo. Ma come per morte, le fiamme, no? Sì, ma anche se uno non percepisce vivo. Sì, infatti la candela è già personalizzata. Quindi personalizzarlo, se dargli una... Beh, ma anche quando siamo arrabbiati c'è il fuoco dentro, ad esempio. Beh, anche passione. Questa festa sembra un esempio incredibile di contaminazione culturale. Cosa? Questa festa è un esempio eccezionale di contaminazione. No, Ma perché- eccezionale no, perché non è l'unica. Ma no, perché No, ma il successo deriva dal fatto che richiamano un fattore archetipo, cioè di conseguenza le feste hanno successo perché richiamano un retaggio, chiamalo inconscio, profondo, culturale che ti fa riportare alla mente qualcosa. La cultura umana, adesso non lo sai. Sì, sono simboli culturali. È un risveglio, un retaggio, un riaffiorare di qualcosa. Un'altra spiegazione anche del come si è trasformata in America nel senso che i cattolici continuano a festeggiare la festa dei morti, i protestanti non c'è verso, si arrabbiano, dicono voi siete idolatri, per prenderli in giro si travestono per spaventarli e dirgli eccoli qua i vostri morti che vengono a bussarvi alla porta, che vengono... Cioè una presa in giro da parte della cultura protestante nei confronti della cultura cattolica. Allora una delle spiegazioni che ho trovato, appunto, che i protestanti non festeggiano la festa dei santi, non festeggiano ogni santo, ad esempio, quindi... non so se hai parlato dello scherzetto. Concetto scherzetto? Sì, ho Ma parlato. c'era vagamente una minaccia nei confronti in questa proposta? C'è una minaccia del tipo o la borsa alla vita? Ma è quasi. No! No, non c'è. No, perché rappresenta un fattore di passaggio dei bambini, cioè i bambini diventano adulti e acquistano un valore di rapporto con gli adulti che è diverso, cioè non sono più considerati qualcosa che hanno in meno, ma è un qualcosa che può andare alla pari, cioè rappresenta proprio un salto ed è proprio una forma di iniziazione per questa cosa, perché è l'uscita, è la creazione del gruppo dei bambini, del gruppo indipendente dai genitori, da un adulto che li controlla ed è una fase di passaggio proprio, è la conquista dell'autonomia. È una forma di reitia praticamente, è un guado. Cioè noi non abbiamo più le fasi di iniziazione dei bambini che da bambini diventano adulti, cioè diventano cittadini, diventano soldati. Questo proprio ha successo proprio perché rappresenta per il bambino il distacco dal potere dei genitori o degli adulti su di loro. Cioè è proprio una conquista, diciamo, mettiamo in termini di psicanalisi, di coscienza. Cioè, e per questo qua... Ritia è quella, a quella che porta la chiave è quella Ritia. Di cui ho parlato prima. C'è parecchia gente che la studia. Sì. Va bene. E rinnovo i ringraziamenti. La nostra amica che la segue, Rita, perché magari di questo me l'ha segnalato, grazie di Dio che la segue. E la signora Chi? No, è Maria Marina,